Ciao signora, mi compra due biglietti della lotteria? Io parto dalle nostre radici. C'è la lana, abbiamo la tessitura tradizionale mi annoiava un po', devo dire, e quindi ho provato anche, però dopo un po' parto per istinto. Lì un uomo con la barba, i saperrita, i suoi bottoni. Questo simula, ho preso su Trambecchi, simula come si faceva a messa, e ci ho fatto un piccolo decorazione per il muro. Lì invece il lino con cotone, poi vabbè i gioiellini con la carta, sempre partendo magari da un bottone. Anche questi sono degli arazzi. Questi invece sono lavori incompiuti di una mia zia che ricamava. Questi sono lavori suoi, anni 30, anni 50. Li ho lasciati così come erano, proprio perché dimostrano anche l'avorio che c'era prima. Lei disegnava a mano libera questi figuri. L'aumentava San Greca o che li adorava, gli suggino, e poi siccome abbiamo cortes dedicata a Gesù, ho fatto il mio angolo della preghiera su Messale, za Olonedda, e tutto un vecchio inginocchiatoio per ricordare i nostri riti, le nostre radici con il punto sashimo per fare dei piccoli, questi sono portachiavi morbidi, si vedono da lontano. Qua vedi su Biluderlau pezzi di vecchie tessuti, rimasugli, il riciclo di rimasugli mentre fanno o su cippone o su strumenti, e li ho conservati. Ho fatto qualche gioiellino, questa è seta, non è quello che si usa adesso, oppure partendo dai bottoni li ho fatti in carta. Grazie. Arrivederci per provare.
Siamo una cooperativa di 150 soci dove tutti conferiamo le nostre olive al frantoio e otteniamo due prodotti insomma diciamo un po' diversi. Uno si tratta di un olio dove c'è due varietà di olive. Ci sono due varietà di olive, c'è la bosana e la nera di Oliena. Solo olive nere, ma non perché sono neri, E poi un altro tipologia, il nome. prodotto Le olive sono lavorate più verdi anche perché possibile. è stato pluripremiato ed è una monocultiva, solo la varietà con solo nera di Oliena, che non è nera, Siamo una cooperativa. si chiama nera di Oliena perché è quella la varietà. È stato quest'anno ha avuto un riconoscimento del Gambero Rosso. Quindi questo viene, la bottiglia da E in più mezz'ora anche da la 0,25 cooperativa ha 9 euro, ricevuto da 0,50 viene il 15, miglior quest'altro che vi faccio assaggiare adesso, lo potete cooperativa assaggiare, che sono oltre ad nera avere di Oliena questi e due bosana, oli, abbiamo anche 10 euro la un grande e 5 la patè. piccola. Siamo riusciti a creare un Quanti devo patè, prepararne? abbiamo unito il mare alla montagna, un patè di bottarga Noi mandiamo il e pacchino, glielo porta a olio Ilio, quello che è stato pluripremiato. E da questo abbiamo ottenuto un patè che insomma a quanto dicono è sublime.